Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. 2 vittime, 2 incidenti diversi ma lo stesso drammatico epilogo. Nel giro di poche ore il messinese piange 2 lavoratori morti mentre svolgevano il proprio mestiere. Ero lì per caso, parla Pasquale Dalì, l'imprenditore tra gli indagati per il crollo della palazzina di Pistunina, ascoltato oggi dalla Procura di Messina. Intanto proseguono le ricerche dei 2 dispersi, mentre l'inchiesta entra nel vivo con gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento. Riesi, finita la caccia all'uomo, si è costituito l'uomo accusato del duplice tentato omicidio di 2 giorni fa. Vittime, un uomo e una donna, ferite a colpi di arma da fuoco. A sparare un pastore con precedenti, probabile il movente di natura passionale. Accelerazione improvvisa del nuovo iter autorizzativo per il ponte sullo Stretto di Messina. In 24 ore via libera da Bruxelles e dal Consiglio dei Ministri, ma mancano ancora 2 passaggi. A Catania ha approvato il regolamento della cosiddetta pace fiscale. La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti anche attraverso l'app Catania. Il caldo soffocante non darà tregua almeno fino a Ferragosto. Gli esperti, una ricetta per stare meglio ci sarebbe: più alberi, meno cemento. E poi il calcio, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il grande colpo del mercato estivo dei rosanero è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto. E poi il Catania, fra il mercato e la prima gara ufficiale di sabato a Vicenza, dialoghi in corso con Rocchetti. Si ragiona sull'attacco, intanto impennata degli abbonamenti. In apertura una tragica notizia, 2 vittime, 2 incidenti diversi ma lo stesso drammatico epilogo. Nel giro di poche ore il messinese piange 2 lavoratori morti mentre svolgevano il proprio mestiere. Roberta Lunghi. 2 storie diverse, 2 luoghi lontani, ma lo stesso tragico destino. In un solo giorno la provincia di Messina piange 2 suoi figli morti mentre lavoravano. La prima tragedia si è consumata nelle campagne di Pettineo. Saverio Benedetto Di Marco, allevatore di 61 anni, non aveva fatto rientro a casa. I familiari hanno dato l'allarme e dopo una notte di ricerche coordinate dai carabinieri, il suo corpo è stato ritrovato all'alba in Contrada Piana, al confine con Mistretta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato in un burrone con il mezzo agricolo, rimanendo schiacciato. Saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. In un post su Facebook il comune di Pettineo lo ricorda come un uomo profondamente legato alla sua terra, alla quale aveva dedicato una vita di lavoro e sacrificio, contribuendo a custodire le tradizioni e l'identità del territorio. A centinaia di chilometri di distanza, a Carrara, un'altra vittima con radici messinesi, Aldo Gullotti, 44 anni, originario di Milazzo, che è morto all'interno di un'azienda che lavora il marmo, schiacciato da alcune lastre. Un operaio esperto, stimato dai colleghi, che lascia un figlio di 10 anni. Ero lì per caso, parla Pasquale Dalì, l'imprenditore tra gli indagati per il crollo della palazzina di Pistunina, ascoltato oggi dalla Procura di Messina. Intanto proseguono le ricerche dei 2 dispersi, mentre l'inchiesta entra nel vivo con gli accertamenti tecnici per chiarire le cause del cedimento. Domani nella cappella del Policlinico di Messina la camera ardente dedicata alla giovane Alessandra Frazzica. Roberta Lunghi. Ero lì per caso, sono stato subito travolto dai calcinacci ma sono riuscito a scappare. Il racconto di Pasquale Dalì, l'imprenditore indagato per il crollo della palazzina di Pistunina, al termine dell'interrogatorio in procura nella caserma dei carabinieri di Tremestieri. Dalì, ferito nel cedimento dell'edificio operato nei giorni scorsi, ha risposto alle domande accompagnato dal suo legale, per il quale il suo assistito sarebbe stato incaricato dalla proprietà solo per un controllo sullo stato dei pilastri in vista dell'eventuale avvio dei lavori che sarebbero
iniziati da poco e non avrebbero dunque avuto collegamenti con il crollo. Oltre a Dalì sono indagati per omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele, contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi anche Alessandro Panarello, titolare della società che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina, e l'ingegnere Pietro Leone, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sul fronte giudiziario interviene anche la difesa della famiglia Leone, proprietaria dell'edificio. Il legale sottolinea di non conoscere gli elementi sulla base dei quali gli investigatori hanno ritenuto di attribuire alla famiglia il ruolo di committente dei lavori. Secondo i legali sarebbe necessario chiarire quali siano gli ulteriori elementi che hanno portato a questa ricostruzione. Intanto a Pistunina proseguono le ricerche dei vigili del fuoco di Santino Magazzù e l'Airu, ancora dispersi sotto le macerie, mentre resta il dolore per le 4 vittime ricordate dalla comunità nella veglia di preghiera della parrocchia San Nicolò di Bari. Ora la parola passa ai consulenti tecnici della procura, chiamati a stabilire le cause del cedimento, mentre i medici legali procederanno con le autopsie sulle vittime. Svolta nelle indagini sul tentato duplice omicidio di Riesi. Il principale sospettato si è presentato in carcere spontaneamente, mentre gli investigatori cercano ancora di fare piena luce su quanto accaduto. Il servizio di Rita Cinardi. Si è conclusa con la costituzione del principale sospettato la caccia all'uomo per il tentato duplice omicidio avvenuto lunedì nelle campagne di Riesi. Il 55enne, un pastore con precedenti per reati contro la persona, si è presentato nel carcere di Enna, ponendo fine a oltre 24 ore di ricerche. Per rintracciarlo erano stati mobilitati i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta insieme allo squadrone cacciatori di Sigonella, che avevano battuto le campagne tra Riesi e Ravanusa nel tentativo di intercettarlo. Dopo la costituzione l'uomo è stato sentito per diverse ore dai carabinieri. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione il movente. L'ipotesi privilegiata resta quella di natura passionale, anche se gli accertamenti proseguono per verificare l'eventuale presenza di altri elementi che possono aver contribuito a scatenare la sparatoria. È confermato invece che il 58enne e la 40enne rimasti gravemente feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna, sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa, continua a migliorare e nelle prossime ore dovrebbe lasciare il reparto di rianimazione per proseguire le cure in neurochirurgia. Saranno proprio le sue dichiarazioni, insieme a quelle già raccolte dagli investigatori, a contribuire a chiarire nel dettaglio cosa sia accaduto nelle campagne di Riesi e quale sia stato l'esatto movente del tentato duplice omicidio. Catania, agente della Polizia Municipale ferita al volto con una pietra durante un servizio sul viale Kennedy. La prognosi supera i 30 giorni. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si è recato in ospedale per fare visita all'agente ferito. Tonino De Mana. Colpito in pieno volto da una grossa pietra, tanto da rischiare di perdere la vista da un occhio. Ancora un'aggressione a Catania ed ancora una volta un agente della Polizia Municipale finisce dritto in ospedale durante il turno di lavoro. L'ultimo intollerabile episodio si è verificato ieri intorno alle 18:30, quando una pattuglia stava sanzionando un parcheggiatore abusivo sul viale Kennedy. Ad assistere alla scena, per poi diventare protagonista, un giovane di 25 anni, figlio di un noto professionista catanese, che in evidente stato di alterazione si è scagliato contro gli agenti. C'era una persona che si muoveva piuttosto nervosamente raccogliendo delle pietre da terra. Non era un complice del parcheggiatore? Assolutamente non aveva nulla a che vedere col parcheggiatore. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, il vigile urbano ha riportato una frattura nella zona orbitale di un occhio. Non corre pericolo di vita, però c'è una prognosi superiore ai 30 giorni sicuramente. L'aggressore è stato sottoposto a TSO, una spirale di violenza che non si arresta, tra vigili urbani investiti o picchiati, a testimonianza di un clima pesante nei confronti di chi opera in città. Lavorare in queste condizioni con rischi continui non è sicuramente non aiuta né il morale né l'efficienza del servizio. Vorrei far capire ai cittadini per bene che il vigile urbano è dalla loro parte e il poliziotto municipale è una risorsa per la città ed è soprattutto a tutela delle persone oneste e che si comportano bene. Accelerazione improvvisa del nuovo iter autorizzativo per il ponte sullo stretto di Messina. In 24 ore via libera da Bruxelles e dal Consiglio dei Ministri, ma mancano ancora 2 passaggi. Maglio Viola.
Il ponte sullo Stretto di Messina torna ad essere una infrastruttura prioritaria e strategica per il Paese. Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri sera ha approvato la nuova delibera IROPI che definisce l'infrastruttura appunto strategica. L'ha fatto dopo aver acquisito anche i 2 pareri di impatto e di fattibilità ambientale. La nuova delibera supera quella analoga che era stata bloccata dalla Corte dei Conti con 2 diversi pronunciamenti e 5 prescrizioni da dover superare. È un altro passaggio fondamentale in vista della nuova delibera che dovrà assumere il CIPES, ha detto il presidente della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Appena ieri da Bruxelles erano arrivate notizie informali in base alle quali l'appalto originale può essere mantenuto in vita perché rispetta i criteri europei. Di fatto l'aumento della spesa non è superiore al 50%, il cambio della fonte di finanziamento è all'interno del perimetro delle regole europee, come anche le altre modifiche. Ma i passaggi così consumati, seppur importanti, non danno il via libera definitivo all'opera. Domani è convocato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dovrà esprimersi sull'infrastruttura, poi toccherà alla delibera del Comitato Interministeriale, il CIPES, e quella dovrà essere sottoposta al visto della Corte dei Conti. Insomma, più di metà della strada è stata già rifatta dopo il primo no della Corte. Adesso l'altra metà potrebbe essere in discesa anche alla luce delle modifiche normative degli ultimi mesi. Plaudono all'azione del governo e alla dimostrazione di perseveranza dalla maggioranza, mentre urlano all'ennesima presa in giro dall'opposizione. Aumenti in arrivo per chi viaggia verso le isole minori siciliane. Da lunedì 10 agosto entrerà in vigore il nuovo listino tariffario applicato sulle linee marittime gestite nella convenzione statale Siremars, con un incremento del 18% per tutte le categorie di utenza. I rincari interesseranno sia i passeggeri sia il trasporto dei veicoli, comprese le tariffe riservate ai residenti e quelle applicate ai mezzi commerciali. E a Catania ha approvato il regolamento sulla definizione agevolata dei debiti nei confronti del Comune. Oggi comunicate le modalità operative della cosiddetta pace fiscale. La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con la possibilità di rateizzare gli importi dovuti anche attraverso l'app Catania. Sentiamo il sindaco Enrico Trantino. Stiamo dando l'opportunità ai cittadini di pagare l'arretrato senza le sanzioni, senza gli interessi, e in questo modo anche in qualche modo di fornire dei servizi adeguati alla città, perché poi con quelle somme noi non faremmo altro che restituire manutenzione verde, manutenzione strada, quello che i cittadini chiedono per una città migliore. Cosa significa questo? Creazione di economia indiretta, di aumento del prodotto interno lordo e quindi tutta una serie di funzionamenti che potrebbero migliorare l'interesse di tutti. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario straordinario per l'area di Niscemi Siciliano ha firmato l'ordinanza che disciplina l'assegnazione dei contributi per i titolari degli immobili distrutti o danneggiati dalla frana del 18 gennaio scorso. E cambiamo argomento: isole urbane di caldo. Agronomi ed esperti chiamano così le città in cui boccheggiamo d'estate. Per uscire da questo circolo vizioso la ricetta è semplice, anche se difficile da applicare: meno cemento, più alberi. Il servizio di Lorena Dolci. Città come trappole di caldo e noi, ostaggio dei condizionatori. Notti sempre più tropicali con tassi di umidità insopportabili e bollini rossi a punteggiare le nostre estati. Chi non va in vacanza scopre a sue spese come il cemento che ci circonda continua a restituire il calore accumulato durante il giorno. 5 gradi la differenza delle aree urbane rispetto alle campagne circostanti. La ricetta è semplice da intuire, meno da applicare. Il mantra comune è mettiamo più alberi, ma questo non basta. Bisogna levare all'interno delle città, quindi levare tutte quelle strutture che non servono, trovare spazi residuali dove poter ottenere del terreno e poter inserire del verde. Molte abitazioni poi sono state progettate per trattenere il calore in inverno, ma non per rinfrescare come quelle di una volta. E sicuramente il ricircolo dell'aria che già era presente nelle strutture più antiche di Palermo,
quello che facevano un po' gli arabi. Accorgimenti che consentirebbero di ricorrere meno ai climatizzatori, che creano un circolo vizioso spostando aria calda dall'interno verso l'esterno. Noi viviamo nelle città da secoli perché vogliamo stare insieme. Per noi la città è stata una grande opportunità. Adesso la città si sta rivelando una trappola. Mentre la crisi idrica continua a mettere in difficoltà Agrigento e la provincia, esplode di nuovo la polemica sul dissalatore di Porto Empedocle. Il comitato Mare Nostrum denuncia ritardi, opera incompleta e chiede chiarezza. Davide Sarto. La crisi idrica continua a pesare su Agrigento e su gran parte della provincia. Nonostante la fine dell'emergenza dichiarata nei mesi scorsi, l'acqua resta un problema per migliaia di cittadini. In molti comuni i turni di distribuzione sono ancora lunghi e i disagi non sono finiti. Una situazione che continua ad alimentare polemiche e interrogativi sull'efficacia delle opere realizzate per fronteggiare la carenza idrica. Tra queste c'è il dissalatore di Porto Empedocle. A oltre un anno dall'avvio dei lavori, il comitato Mare Nostrum sostiene che l'impianto non sia ancora completato e che non abbia mai raggiunto la produzione annunciata. Il dissalatore non funziona, è privo del suo pennello a mare, quel pennello che avrebbe dovuto disperdere a 800 metri circa la Salamoia. Ebbene, il primo pennello è stato perso in una mareggiata quest'inverno e adesso ancora lavorano da mesi al secondo pennello. Sono fermi sempre nello stesso punto, ma ci chiediamo quando ancora deve durare questo teatro dell'assurdo. Nemmeno Beckett avrebbe mai potuto immaginare una tale assurdità. Noi abbiamo inviato un ricorso al Presidente della Repubblica, aspettiamo fiduciosi per un dissalatore che non ha mai funzionato per come dovrebbe, che non ha mai fornito l'acqua che avrebbe dovuto fornire e che ancora oggi occupa una porzione di spiaggia che da PRG doveva servire a ben altro. Una vicenda che continua ad alimentare il dibattito sul futuro del dissalatore e sulla gestione della crisi idrica nel territorio agrigentino. E adesso una notizia di pochi minuti fa: un uomo di 78 anni, Vincenzo Giaconia, è morto dopo essere stato incornato da un toro in un'azienda agricola nelle campagne tra Gangi e Geraci Siculo. L'uomo è stato ferito al petto dall'animale. Sono intervenuti alcuni lavoratori dell'azienda che hanno tentato di praticare le manovre salvavite. Sono state inviate 2 ambulanze del 118, ma il medico, dopo aver tentato di rianimarlo, ne ha constatato la morte. Cambiamo argomento. Come un gruppo di pirati, ieri associazioni e ambientalisti sono sbarcati ad Aci Trezza per chiedere alla Regione di completare al più presto il collettore fognario. Fermo per vari intoppi nei lavori sulla costa catanese, non si può fare il bagno senza pagare il biglietto d'ingresso. Lorena Dolci. Sono approdati in canoa, SUP e con qualsiasi mezzo galleggiante. Sono sbarcati ad Aci Trezza e da qua in corteo, accompagnati dal suono delle conchiglie, sono arrivati allo storico cantiere navale Rodolico. Una sorta di incursione piratesca, ma il tesoro che cercano questi pirati ambientalisti non è oro gioielli, ma mare pulito per tutti. L'appuntamento per l'assemblea pubblica è proprio nei pressi della zona dove sarebbe dovuta sorgere la pompa di sollevamento del collettore fognario. Questa è è l'ultima pompa di sollevamento che doveva completare fondamentalmente i lavori del collettore fognario nel territorio del comune di Aci Castello. Doveva essere pronta entro il mese di gennaio. C'è stato il ciclone Harry che ha bloccato fondamentalmente i lavori, però dal 21 di gennaio ad oggi non si è più visto nessuno. Sepolta dai detriti della mareggiata è solo uno degli intoppi dei cantieri fermi anche ad Ognine e a Piazza Galatea. Il centro studi Aci Trezza e l'associazione Salmastra chiedono alla Regione di concludere al più presto l'opera. In cantiere dal 2013 è costata finora oltre 20 milioni di euro. Nel frattempo, come confermano i dati di Goletta Verde, le fogne continuano a sversare a mare, che resta torbido e spesso inaccessibile. Catania sono 5 km di costa, partendo dal lido Bellatrix al lido della stazione. Di questi 5 km soltanto circa 300 sono effettivamente accessibili e sono praticamente tutti a San Giovanni di Cuti, dove tra l'altro c'è divieto di balneazione. Risulta incredibile pensare che non è possibile farsi il bagno senza dover pagare un biglietto d'ingresso. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, manca solo l'ufficialità, ma Gabriel Strefezza e Rosanero, visite mediche e poi la partenza per l'Australia dove il Palermo è in tournée. Sul fronte cessioni Ostia al lavoro per trovare una sistemazione ad alcuni calciatori fuori dal progetto. Marco Gullà. Tutto fatto, Gabriel Strefezza è ufficiosamente un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno offensivo, il grande colpo del mercato estivo dei rosanero, è atterrato in Italia per le visite mediche e a breve firmerà il contratto con il club di Viale del Fante. Successivamente Strefezza raggiungerà la squadra in Australia, dove il Palermo è impegnato nella tournée precampionato. L'esterno ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da futuro giocatore rosanero. Sono contentissimo, sono carico, voglio iniziare il prima possibile. L'ex Lecce Como, arrivato a titolo definitivo dall'Olympiakos dopo il prestito al Parma nella seconda parte della stagione scorsa, è quindi pronto per aggregarsi alla sua nuova squadra. Il suo esordio potrebbe avvenire già l'11 agosto nel match amichevole che il Palermo giocherà a Perth contro la Juventus. Il DS Ostia adesso è al lavoro per provare a sfoltire la rosa. Sotto osservazione restano le posizioni di Leduaron e Giasi, la cui eventuale partenza libererebbe posto per un'altra alla destra e un centravanti di riserva. Sul fronte dell'attacco si registra una battuta d'arresto per Stefano Moreo a causa della resistenza del Pisa sulle cifre, spingendo il Palermo a valutare profili alternativi o a confermare appunto Leduaron come vice Poyampalo. Sul piano delle cessioni resta prioritaria la ricerca di una sistemazione per i 4 calciatori fuori dal progetto tecnico, ovvero Brunori, Diachité, Buttaro e Blen. Il Catania continua la preparazione a Norcia, sabato a Vicenza, primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Sul mercato dialoghi con Rocchetti, ma bisogna valutare la posizione della Cremonese. Intanto nell'ultima settimana boom di abbonamenti. Marco Carli. Mentre il Catania lavora a Norcia, i tifosi ribadiscono il loro affetto. Questa è la situazione al Massimino, che fa seguito alla comunicazione del club sugli abbonamenti. Un'autentica impennata registrata anche ai botteghini. La stagione sta per iniziare ufficialmente, l'attesa sta per finire e cresce come sempre a Catania la passione. La dobbiamo meritare. Il tecnico Longo in questo video si riferisce alla maglia che sarà indossata dagli etnei nel match del Menti di sabato, ma la frase si può mutuare per la partecipazione dei tifosi, sempre grande, sempre crescente, come dimostrano i numeri. E in vista della partita di Vicenza, che segnerà l'esordio ufficiale in stagione, il club continua a lavorare sul mercato. C'è ancora poco meno di un mese per completare l'organico. Sono 11 le cessioni rispetto all'ultima stagione e altre ne arriveranno, di Noia per esempio, e non solo. Cicerelli segna gol di questo tipo in allenamento e la tifoseria spera possa restare. Il video dimostra quanto si senta dentro al progetto. In arrivo dialoghi serrati con l'entourage di Rocchetti, ma tanto dipende dalla posizione della Cremonese, proprietaria del cartellino, e dalla volontà di lasciarlo partire. Il Catania ci lavora, consapevole che in caso dovrà fare spazio a sinistra, cedendo qualcuno come Donnarumma. Perrotta dà esperienza e capacità di centrare il risultato, 1 anno di contratto con opzione per il secondo. Ufficializzazione nel giro di 24 ore. Poi sarà il turno di centrocampo e attacco per dare ulteriore impulso all'entusiasmo. E adesso una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. C'è un aggiornamento a Palermo, in fiamme l'auto di un avvocato penalista. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per accertare le cause. Il penalista ha presentato una denuncia anche alla luce di alcuni furti subiti nei mesi scorsi. A lanciare l'allarme i condomini della zona svegliati dal forte boato. E per questa edizione è davvero tutto. Grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.